In appena 7 mesi sono entrati nei loro negozi 730 persone, in gran parte pregiudicati, presumibilmente per riciclare l'oro rubato. È un'operazione su vasta scala, quella condotta dai carabinieri di Padova nelle indagini della procura padovana su un giro di riciclaggio immenso e probabilmente anche di lunga data. 2 indagati, 2 ex gioiellieri ormai in pensione, uno vicentino, i figli hanno però ancora la gioielleria di famiglia in centro città, e uno padovano. Più di 70 le perquisizioni in cui sono stati sequestrati 20 kg di lingotti d'oro, 20 in gioielli d'argento, 30 kg in gioielli d'oro, tutti probabile provento di furti a privati e gioiellerie, e poi 380.000 euro. Ci sarebbero anche tante truffe ad anziani, scoperti anche 2 forni per fondere l'oro rubato. Uno di questi era nel negozio del vicentino, l'altro a Gazzo Padovano. È una delle più vaste operazioni in Veneto contro la criminalità predatoria, che è stata condotta dai carabinieri del gruppo investigativo del comando provinciale di Padova in collaborazione con tutti i comandi provinciali del Veneto, non solo ma anche delle province di Rimini e di Trento. È stato fatto luce su gruppi criminali di origini sinti, dediti alla commissione di reati predatori. È un'operazione che ha fatto luce anche sui canali di ricettazione e riciclaggio di questo materiale, perché tutti gli oggetti preziosi rubati venivano consegnati a un gioielliere di Vicenza, il quale fondeva tutto questo materiale creando dei lingotti e delle verghe d'oro che poi chiaramente venivano rimessi in circuito. Parliamo di un giro di affari miliardario, a seguito anche del materiale, degli oggetti in oro e in argento che abbiamo trovato durante le perquisizioni odierne. Parliamo di un giro di affari di oltre 5 milioni di euro e abbiamo notato come lui fosse un punto di riferimento per tutta una serie di soggetti, di gruppi criminali, non soltanto del Veneto ma anche del nord-est, i quali commettevano tutta una serie di reati predatori e portavano questo materiale da lui. Quindi ecco, averlo intercettato e fermato è come aver chiuso un rubinetto d'oro che alimentava una serie di reati predatori numerosissimi a Padova e in tutte le province del Veneto e non solo. Sono professionisti del crimine, è gente molto abile, molto scaltra, che prende di mira anziani, molto brava nella tecnica anche di nascondere gli oggetti d'oro all'interno delle oreficerie, persone che commettono delle truffe, scassinano degli appartamenti e qualche volta insomma questi furti in appartamento si trasformano purtroppo anche in rapine. Sono decine e decine di chili già che avete sequestrato, tutte cose tolte a vittime, più di 700. Esattamente, allora durante l'attività investigativa, quindi nei 6 mesi prima di queste perquisizioni, abbiamo riscontrato un passaggio di denari, di soldi, di preziosi, di oro in particolare per circa 20 kg. Oggi durante le perquisizioni abbiamo sequestrato 20 kg di lingotti d'oro, altri circa 30 kg di monili preziosi, quindi collane, gioielli veramente asportati dalle abitazioni di tutto quanto il Veneto, altri 30 kg di oro e nelle abitazioni di queste persone, insomma di coloro che commettevano reati predatori, dove le perquisizioni, ripeto, sono ancora in corso, abbiamo trovato radioscanner, telefoni, altri monili in oro che stiamo sequestrando e di cui chiaramente accerteremo la provenienza.